Benvenuti all'ippodromo Arcoveggio, siamo già in pista per la prima corsa, un campo di 7 cavalli, corsa riservata ai gentleman sul miglio, partenza con l'autostart, con numero 1 abbiamo Imperial KB Leone con Scarton, 2 Ippi Zaccherini, 3 Italy Cash Bonfiglioli, col 4 Aretha Franklin con Orsini, 5 Irene SW con Zorzetto, 6 Into the Wild Sea, a chiudere la prima fila, in seconda fila Invicta Sea con Ilaria Vecchi. La macchina è pronta per lasciare i concorrenti al via, prende velocità e andremo ad assistere a questa prima corsa del convegno. Ippi scatta bene, ma al suo fianco troviamo subito Aretha Franklin che prova a prendere posizioni. Aretha Franklin insiste ma non particolarmente in maniera convinta, poi sbotta di galoppo, quindi rimane davanti a tutto Ippi, Matteo Zaccarini al comando e segue l'allievo di Scartone Imperial KB Leone. Numero Poi il 4, gruppo già Aretha molto Franklin, sgranato. Arriviamo ai primi 200 metri in 14,7, una partenza svelta ma nulla più di quello. Tanto il gruppo si allunga sempre di più perché comunque l'allievo di Matteo Zaccherini sta comunque dettando un ritmo che fa sì che la fila indiana si consolidi. Arriviamo ai 400 metri passati in 33 e quindi l'andatura rimane quelle paletti più o meno da 15 per poi arrivare alla prima curva con le posizioni assolutamente cristallizzate con Ippi davanti a tutti e Imperial KB Leone, mentre dal fondo incomincia a muoversi Italy Cash che prova a prendere la destra del cavallo che lo precede per andare a inseguire i primi due. Sembra un po' in difficoltà a Italy Cash che è stato superato da Irene SW. Arriviamo ai primi 800 metri, l'ultimo parziale qua davanti alle tribune non dice nulla di più, siamo a 32,5 per gli ultimi 400 metri passati e l'allieva di Zorzetto si mette a seguire i primi due che non se la danno a gambe in questo momento e infatti tra un po' arriveremo al chilometro che passa con un tempo di 1,19,3 assolutamente accettabile. Ippi ora probabilmente incomincerà ad allungare quando Imperial KB Leone continua a seguirlo, poi in terza posizione c'è Irene SW, ma sbaglia improvvisamente il cavallo di Matteo Zaccherini e quindi rimangono davanti l'allievo di Zorzetto con a destra quello di Scarton che però ha un attimo di smandamento, quindi Irene SW incomincia ad accelerare quando siamo a metà della curva, l'allievo di Scarton è rimasto a destra e prova a recuperare al suo interno Into the Wild Sea, quindi abbiamo davanti Irene SW con Zorzetto che sembra saldamente al comando, prova a inseguire, prova ad attaccarlo Into the Wild Sea, ma nulla si concretizza in più di questo, quindi vince l'allievo di 1,18,3 Irene SW con Otello Zorzetto, rotolo in 2,06, una chiusa in 36, gli ultimi 400 metri, niente di eclatante, ma ha cambiato la corsa, ovviamente la rottura prima dell'ultima curva di Ippi che era saldo al comando di questa corsa gentleman. Quindi in numeri vince il numero 5 di Irene SW, al secondo posto Into the Wild Sea, mentre invece per la terza posizione vediamo Imperial KB Leone e con questo si chiude il commento della prima corsa qua dall'ippodromo Arcoveggio.